l'antica capitale del giudicato di Torres si è trasformato in un'occasione di catechesi e di recupero della memoria delle tradizioni, degli usi, dei costumi, dei mestieri della comunità. Un esperimento che ha coinvolto la comunità, coadiuvato dal comune di Ardara e da due ideatori, Sandro Falchi e Mattia Tedde, supportati dal parroco Don Paolo Apeddu. Ci sono tanti modi per festeggiare il Natale, le immagini di contestualizzazione della Sacra Famiglia nei luoghi e nei colori delle varie etnie del mondo, devote alla fede in Cristo, non si contano. Così anche nella nostra Sardegna il piacere di sentire la santità della famiglia santa come nata in una delle nostre comunità trova forma in un presepe speciale, quello ricostruito nella chiesa di Santa Croce in Ardara, in provincia di Sassari. La Vergine Maria e Piccolo Gesù, così come la gente semplice della lontana Betlemme, rivivono nella chiesetta allestita in forma di grande presepe con tante storie di vita e gente comune che lavora e produce secondo gli antichi mestieri. I personaggi di questa piccola Ardara in miniatura sono colti nel loro fare quotidiano e come nella notte di Natale tutti richiamati dalla lieta novella della nascita di Bambin Gesù. Un presepe che raccoglie le scene di vita, gli oggetti e le vesti antiche, frutto diligente della ricerca dei materiali degli ideatori Sandro Falchi e Mattia Tedde, coadiuvati dal parroco con Paolo Apeddu, con un contributo del comune di Ardara e dell'affezione al paese di associazioni abitanti che si sono adoperati donando o prestando il necessario per l'allestimento di un vero e proprio museo etnografico di Ardara con la natività come scena centrale della narrazione. Uno spaccato di storia di Ardara e del Goceano con personaggi che indossano le vesti della tradizione anche nei giorni di festa. Un esperimento riuscito, gradito alla comunità che unisce con maestria il messaggio evangelico e il richiamo alla famiglia come modello di santità, espressa in quel concetto di santità della porta accanto, tanto caro al San Giovanni Paolo II e di cui le comunità e il mondo sentono tanto bisogno, specie in questi tempi confusi e incerti. Chiudiamo con lo sport. Il Cagliari